sessione di gare, giornata numero 2 di questa domenica 10 novembre, è il 37esimo trofeo velocità Marco Soranzio, 25esimo Memorial Nevio Marini. Manifestazione organizzata da Rarinante Sadria Monfalcone, che ringraziamo sempre con le collaborazioni del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e della Federazione Italiana Nuoto. Ieri abbiamo avuto tutte le distanze dei 100, oggi ci sono tutti i 50 nell'ordine stile libero e rana, nel mezzo i 200 stile libero, quindi ancora 50 dorso, 50 farfalla e i 200 dorso per chiudere il quadro della mattinata. Per il discorso premiazioni è tutto come ieri, ovvero dalle categorie ragazzi, junior e assoluti durante il corso delle gare potrete ritirare le medaglie, mentre per gli esordienti A al termine della mattina avremo le premiazioni individuali e la consegna delle coppe per il Memorial Nevio Marini. Detto questo, presentiamo la giuria, a partire come sempre dalle maglie blu dei giudici arbitri, che sono Carlotta Marchesan di Gorizia e Sharon Prata di Pordenone. Maglia rossa dei giudici di partenza per il settore femminile, Denis Baffa di Pordenone. Per il settore maschile, Emilio Di Biagio di Trieste. Il cronometraggio automatico e manuale a cura della Federazione Italiana Cronometristi. Il direttore del servizio è Marco Riato. E l'assistenza medica è garantita dalla dottoressa Alessandra Bettrick. Bene, ci siamo allora, quindi ringraziamo la giuria, buon lavoro a voi, potete prendere posto in piano vasca, in bocca al lupo ragazzi per la vostra giornata di gare, quindi si inizia con i 50 stile libero, in programma 23 serie del settore femminile, 21 del settore maschile. Quindi presentiamo la 23esima con 3 atlete, alla 4 Giada Nardini, 5 Asia Mozzina, 6 Matilde Macor. Bene, presentiamo quindi la 22, 1 Giorgia Croesi, 2 Beatrice Montico, 3 Mia Tamburin, 4 Benedetta Dentesano, 5 Elena Dedi, 6 Alice Paduani, 7 Claudia Martin, 8 Sofia Mauro, 9 Erika Fanna. Matilde Macor 30 e 09. Presentiamo la 21, 1 Giorgia Scilipoti, 2 Elisa Sfreddo, 3 Elettra Marcon, 4 Beatrice Stivini, 5 Paola Petric, 6 Gloria Pitta, 7 Camilla Ortolano, 8 Viola Ronzon, 9 Aurora Terrazzino, 10 Bianca Dozzi. (29,64) Alice Paduani alla 6. Serie 20 ai blocchi, 1 Giulia Ferrarin, 2 Asia Zangirolami, 3 Lisa Borsari, 4 Alexandra Voscolo, 5 Adele Ceschia, 6 Giuliana Micaela Belbe, 8 Chiara Pernice, 9 Ruth Miriam Bota, 10 Tecla Giller, assente Bertoia in 7.
31,58, Bianca Dozzi, corsia 10. Prossima serie 19, 1 Isabella Bruschetta, 2 Sofia Prisco, 3 Iris Rita Kovacic, 4 Eleonora Moro, 5 Giulia Lepore, 6 Alice Lucchini, 7 Giulia Deriani, 8 Veronica Diermanovic, 9 Sara Codazzi, 10 Agata Zami. (34,61) Asia Zancirola in corsia numero 2. Andiamo avanti, serie 19. Allora attenzione perché c'è una squalifica in questa 20ª serie appena conclusa. Atleta in corsia 5, Adele Ceschia, Unione Nuoto Friuli, è stata squalificata per virata irregolare. Prossima serie 18, 1 Ariel Oxa, in 2 Daphne Bolzicco, in 3 Sofia Gelmini, 4 Benedetta Gaspardis, 5 Lizzi Dingasvili, in 6 Nicole Tangiorgi, 7 Olivia Zandonà, 8 Jasmine Vodopivec, 9 Emma Basso, in 10 Beatrice Rosa Gastaldo. Veronica Diermanovic, 33,19. Allora attenzione perché c'è una squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta in corsia 5, Giulia Lepore, nuoto gemonese, stata squalificata per falsa partenza. In acqua la 18, presentiamo la 17, alla 2 Greta Stella, in 3 Olivia Brollo, 4 Ginevra Piazza, 5 Ginevra Roman Pognuz, in 6 Martina Lovria, in 7 Giulia Luperto, 8 Zacchia Amza, 9 Noemi Cappellani, 10 Giorgia Gorgatti. Non parte Collari alla 1. Emma Basso, corsia 9, 34,66. Partita alla 17, prossima 16, alla 1 Francesca Cragnolini, in 2 Penelope Taboga,
in 3 Tea Pivetta, in 4 Cristel Taddio, 5 Viola Giurbino, in 6 Valeria Ospenska, in 7 Irene Di Lenardo, 8 Beatrice De Palma, 9 Caterina Visintin, 10 Anna Olivieri. Corsia 7, Giulia Luperto fa 31,76. Prossima serie, la numero 15, corsia 1 Sara Buna, la 2 Giulia Brandolin, in 3 Elena di Santa Cristina, in 4 Nicole Giorgiutti, in 5 Sara Quaglia, in 6 Vittoria Sivini, in 7 Nita Kobiashvili, in 8 Beatrice De Pellegrin, 9 Alessia Johanna Focan, 10 Maria Jovanic. Siamo alla fine della 16, in corsia 4 Cristel Taddio 31,28. Partita la 15, la prossima è la 14, alla 1 Melissa Tosolini, 2 Nora Bognolo, in 3 Fabiola Dorazio, 4 Martina Mezzacasa, 5 Margherita Dostuni, 6 Marissa Cauto, 7 Benedetta Bertoli, 8 Matilda Gercis, 9 Viola Vassallo, 10 Maile Gorian. Nita Kobiashvili 31,62. Presentiamo la prossima, la 13, alla 1 Greta Mengucci, 2 Eva Franceschinis, 3 Veronica Bortolin, 4 Emily Zoff, 5 Morena Pellegrino, in 6 Nina Pavletic, 7 Matilde Terreni, 8 Tea Vukcevic, in 9 Isabella Novembre, in 10 non parte Juretig. Serie 14 alla fine, corsia 4, Martina Mezzacasa 30,86. Prossima la 12, alla 1 Beatrice Bianco, alla 2 Ilenia Cecchetto, in 3 Lina Osmani, in 4 Caterina Cernotto, in 5 Chanel Ongaro, in 6 Elena Zambon, in 7 Giovanna Daneluzzi, 8 Sofia Pivetta, alla 9 Alessia Rosalen, in 10 Gioia Martini. Morena Pellegrino 30,17. Prossima è la 11, in 1 Chloe Ruttar, in 2 Luna Bottecchia, in 3 Sofia Stulle, in 4 Iris Bianchini,
in 5 Mia Ricci, 6 Vittoria Fumagalli, 7 Sofia Stanetic, 8 Isidora Kosoric, 9 Anna Brazzatti, 10 Laila Panico. Alessia Rosalen, corsia 9, 30.05. Prossima serie, partire la 10, corsia 1 Giorgia Mesaglio, la 2 Aurora Bertotti, in 3 Giorgia Savian, in 4 Vanessa Verdini, in 5 Anita Meloni, in 6 Laira Zanolin, in 7 Ginevra Salerno, 8 Celeste Martini, in 9 Sara Madnic, in 10 Tosca Quite. Corsia 2, Luna Bottecchia, 30.78. Prossima serie 9, 1 Margot Gomiscek, 2 Carol Pagnutti, 3 Camilla Bertosa, 4 Ilaria Cancian, in 5 Allegra Barbera, in 6 Matilde Merlo, 7 Linda Boezio, 8 Anna Rodolfi, 10 Carlotta Costa, assente Mori alla 9. (30-18) Aurora Bertotti, corsia 2. Prossima serie 8, in 1 Marta Vendrame, alla 2 Giulia Sorrentino, in 3 Desiree Durat, in 4 Alice Fierro, in 5 Melissa Zanette, in 6 Sveva Marangon, in 7 Aurora Meloni, 8 Gioia Delle Fratte, 9 Sara Sever, 10 Martina Pederiva. Si completa anche la numero 9, corsia 8 Anna Rodolfi, 28 e 21. Prossima serie 7, corsia 1 Agnese Criscac, alla 2 Samantha Buongiorno, in 3 Gioia Di Luca, in 4 Camilla De Marchi, in 5 Nicole Hughes, in 7 Maria Lodovica Bruno, in 8 Asia Cetin, 9 Delfina Ceri, in 10 Valentina Beltrame, non parte Ribar, in 6. Corsia 5 Melissa Zanette, 29-42. Prossima serie numero 6, corsia 1 Emma Gubana, alla 3 Greta Serafin, 4 Milena Maiken, 5 Beatrice Corazzin, 6 Sara Mosca, 7 Atena Campagnolo, 8 Seil Bresan Semic, 9 Michel Sinkovic, 10 Maria Lubio
Ljubojevic, assente Tepic alla 2. Siamo alla fine della settima, corsia 4 Camilla De Marchi, 29-4-3. Prossima serie 5, alla 1 Costanza Petrig, alla 2 Anastasia Uspesca, alla 3 Margherita Pivetta, alla 4 Caterina Vanin, 5 Rebecca Zanetti, alla 6 Mojka Valantic, 7 Greta Ursic, in 8 Elisabetta Bracun, alla 9 Alessia Aldrigo, in 10 Igrid Bellocchi. Sesta serie alla fine, se la giudica in corsia 7, Atena Campagnolo, 28-21. Presentiamo la numero 4, corsia 1 Anita Sfoggia, alla 2 Cecilia, in 3 Caterina Spigariol, in 4 Gaia Candotti, alla 5 Giada Lamesta, alla 6 Giulia Sordo, in 7 Nika Mielcic, in 8 Nicole Bidinost, alla 9 Anna Kurkovic, in 10 Elisa Amarilli. Corsia 2 Anastasia Uspenská, 28-57. Allora attenzione, perché c'è una squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta alla corsia 5, Rebecca Zanetti Cusudine, stata squalificata per falsa partenza. Prossima serie la numero 3, a partire alla 1 Gloria Avanzi, alla 2 Matilde Ferraioli, in 3 Stella Terreni, alla 4 Martina Mosetti, alla 5 Giada Consolini, in 6 Angelica Trichies, in 7 Marta De Vettori, alla 8 Giada Biviano, 9 Anna Danelon, 10 Federica Venturoli. Caterina Spigariol, 28-51 in corsia numero 3. Partita la terza, presentiamo la seconda, alla 1 Federica Piani, in 2 Altea Maris Matkovic, alla 3 Giada Cattarini, 4 Jenny De Bortoli, in 5 Giulia Bagnariol, in 6 Elisa Cherin, 7 Sofia Bonvecchio, 8 Irene Mestroni, 9 Alice Del Campo, in 10 Lara Bisaro, terza in acqua. Corsia 4 Martina Mosetti, 28,5. E siamo alla prima serie, si prepara la 1 Virginia Donato, in 2 Sveva Bibalo, in 3 Serena Nigris, in 4 Letizia Facca, alla 5 Alisa Golovina, in 6 Maia Rizzi, 7 Margherita Legretti, 8 Eva Dallaglio, 9 Greta Ferrazzo e 10 Anna Maria Bostano.
Seconda serie quindi alla fine con tempi di iscrizione dall'11 al 20, vediamo chi se la aggiudica. Corsia 1 Federica Piani 27,74, quindi si assegnano le medaglie, prima serie alla partenza. E allora la prima serie in acqua, al centro Lisa Golovina, alla 5 Maia Rizzi, alla 6 due migliori tempi di iscrizione, però insomma si tratta di un 50, quindi i dettagli a fare la differenza. Completata la prima vasca e ora si entra nella seconda e conclusiva, ancora abbastanza compatto il gruppo, in corsia 6 Maia Rizzi, ma siamo alla conclusione proprio con Maia Rizzi davanti. 26,84, Serena Nigris 26,93, terza Lisa Golovina 27,00. Passati quindi al settore maschile con il 50 stile, in acqua abbiamo la 21esima serie, presentiamo la numero 20, avremo dalla 1 alla 10 Fagiani Benvenuti, Chiarotto Scalabrin, Tolomio Bota, Nadalin Matnane, Caronna e Armonia. Primissimo riferimento maschile, arriva dalla corsia 8 Cristian Vincenzetti 26,45. Prossima serie 19, 1 Cristian Ticulin, 2 Michael Venuti, alla 3 Matteo Soica, in 4 Tommaso Cecchin, in 5 Cristian Palumbo, 6 Allen Furlan, 7 Vittorio Guerra, 8 Matteo Mitic, 9 Tommaso Zancanaro, 10 Tommaso Sabinotto. Tanto Francesco Caronna 27,16. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta alla corsia 4 Lorenzo Scalabrin, Adria Monfalcone, stato squalificato per falsa partenza. Atleta in corsia 6 Benjamin Bota Orizzonti, stato squalificato per falsa partenza. Partita la 19, presentiamo la 18, in corsia 1 Tommaso De Giorgi, in 2 Luigi Pedro Moccaldi,
In 3 Federico Ciani, 4 Pietro D'Andrea, 5 Vincenzo Pio Lopez, 6 Anthony Corazza, il 7 Pietro Gennari, in 8 Davide Vincoletto, alla 9 William Klemsemeyer, alla 10 Samuele David Cattarossi. (31:15 per Christian Ticulin, corsia 1 Orizzonti). Presentiamo la 17ª, la 1 Marco Pin, la 3 Davide De Zorzi, 4 Giovanni Di Gennaro, in 6 Mattia Sciurti, 7 Matteo Facca, 8 Noah Lorber, 9 Danilo Knevic, in 10 Thomas Martin, assenti Larikov alla 2 e Mamlic alla 5. Intanto Davide Vincoletto diventa il nuovo leader della classifica. Per lui 23:83. Prossima serie 16-1 Leonardo Lauto, in 2 Riccardo Tomasi, 3 Tadej Bavkon, 4 Jacopo Campus, 5 Lorenzo Turisini, in 6 Orion Pustina, in 7 Enrica Torri, in 8 Davide Coppola, 9 Sven Sokac, 10 Rock Cebron Manfreda. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta alla corsia 7 Matteo Facca Arca Team, stato squalificato per falsa partenza. Presentiamo la numero 15, 1 Georgi Veric, 2 Dorde Todorovic, in 3 Damir Dumisic, in 4 Francesco Lisetto, 5 Fabio Baruzzo, in 6 Gheorghe Razvan Semeniuc, in 7 Giovanni Salera, 8 Raffaele D'Antoni, in 9 Matteo Lizio, in 10 Alessandro Maltempo. Orion Pustina 28:97. Prossima serie, la numero 14, alla 1 Gioele Martinisi, alla 2 Gabriele Mussio, in 3 Federico Abrogetti, in 4 Trion Gergi, in 5 Samuele Bernardi, in 6 Mattia Oteri, 7 Denis Dumitru Ionel, 8 Davide Dadda di Fagagna, 9 Matvez Broli, 10 Gioele Ravalico. Corsia 5 Fabio Bariuzzo 29:08.
Prossima serie 13, 1 Rock Sever, 2 Noè Sillani, in 3 Francesco Leocata, in 4 Cristian Grossi, in 6 Luca Fumi, in 7 Leonardo Tonetto, 8 Andrea Lampe, 9 Nicolò Federico, 10 Alessandro Emil Torretta. Non parte Vizin in 5. Si chiude la 14ª, corsia 7 Denis Dumitru Ionel, 27-31. Prossima serie la 12, in corsia 1 Vuk Pekec, la 2 Giacomo Kriskak, in 3 Christian Znek, in 4 Federico De Marchi, 5 Nicola Galic, 6 Gasper Ozman, in 7 Mattia Del Bianco, 8 Nicolò Di Piazza, 9 Stefano Picco, 10 Lorenzo Pin. Nicolò Federico 27-87. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta alla corsia 6 Luca Fumi, Gymnasium Pordenone, è stato squalificato per falsa partenza. Prossima serie 11, in corsia 1 Andrea Modolo, alla 2 Pietro Piccolo, alla 3 Nikita Krasutski, in 4 Nicola Torresella, alla 5 Davide Morello, 6 Filippo Zaia, 7 Cristiannella, 8 Leonardo Piccoli, 9 Zaccari Rossi, 10 Nicolò Ravalico. Finisce la 12ª e il miglior tempo lo tiene in corsia 4 Federico De Marchi, 27-52. Presentiamo la 10ª, 1 Matteo Monagheddu, 2 Lan Vidovic, 3 Ruben Chiama, 4 Vincenzo Coppola, 5 Francesco Dal Corso, 6 Tommaso Borini, 7 Andrea Cragnolini, 8 Mattia Bertasi, 10 Andrea Girotto, assente Venier Romano, 9. Filippo Zaia 27-03. Presentiamo la numero 9, in corsia 1 Brian Mione, in 2 Gianluca Gregori, 3 Christian Pertot, in 4 Yuval Moshe Israel, in 5 William Stewart Brown, in 6 Kurt Kragel, in 7 Lev Korinskek, in 8 Jacopo Fumi, in 9 Noel Paoletti, in 10 Filippo Cosatto. Tommaso Borini con 26,59.
Presentiamo l'ottava in corsia 1 Jakub Kovacic-Lovsin, alla 2 Luca Raffaele, alla 3 Leonardo Caron, 4 Enea D'Avanzo, in 5 Jacob Matthew Harris, in 7 Daniel Cristofoli, in 8 Samuel Roat, 9 Leonardo Frasson, 10 Emanuele Manic, assente Polisak in 6. Corsia 5 William Stewart Brown col 26 e 14. Presentiamo la 7, 1 Alessandro Sgubin Meglio, 2 Gabriel Feltrin, 3 Samuele De Cecco, in 4 Simon Mamlic, in 5 Matic Potnik, in 6 Edoardo Dall'Acqua, in 7 Francesco Sagliocco, 8 Alex Bergamo, 9 Leonardo Braini, 10 Jovan Tatic. Leonardo Frasson, corsia 9, 25 e 77. Per la numero 6 in corsia 1 Marek Krappi, in 2 Samuele Drin, 3 Alvise Sancetta, in 4 Antonio Rossetti, in 5 Mattia Guadagnin, in 6 Tommaso Nonini, in 7 Riccardo Kovacic, 8 Enrico Botta, 9 Matteo Casarsa, in 10 Mattia Ferrari. Edoardo Dall'Acqua, corsia 6, 25 2 centesimi. E per la numero 5 si preparano alla 2 Leonardo Salera, in 3 Gabriele Gitto, in 4 Lorenzo Di Fiore, in 5 Pietro Bosco, in 6 Nicolas Cristin, in 7 Andrea De Simone, 8 Tommaso Filippig, 9 Emanuele Vignocchi, 10 Luca Grensch Gaber. Mattia Guadagnin 25-78. Prossima numero 4, alla 1 Raul Kenda, alla 2 Leonardo Bertotti, in 3 Riccardo Bon, in 4 Alessandro Agosto, alla 5 Nicolò Citron, in 6 Dennis Persoglia, in 8 Francesco Fornasier, 9 Giulio Gavioli, in 10 Matteo Modonutto, assente Scarton, in 7. Corsia 9 Emanuele Vignocchi con 25. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta in corsia 8 Tommaso Filippi Orizzonti, stato squalificato per falsa partenza. Sentiamo la terza in corsia 1 Francesco Grassilli, alla 2 Matteo Molinari, 3 Davide Krasnik, in 4 Alex Suruc, in 5 Riccardo Aldrigo, alla 6 Gabriele Marson, in 7 Fodor Davidov, in 8 Eric Robat, 9 Luca Ravalico, in 10 Neis Valantic. Tanto in corsia 8 Francesco Fornasier 24 e 56.
Ci avviciniamo alla chiusura dei 50 stile, abbiamo la seconda serie ai blocchi, alla 1 Sami Benomar, in 2 Ismaele Bonelli, 3 Francesco Esposito, 4 Emanuele Fantini, 5 Matteo Agosti, 6 Giovanni Sciaruf, in 7 Raul Olteano, in 8 Jacopo Picerni, 9 Mai Zalic, in 10 Riccardo Corbo. Luca Ravalico 24,65. E per la prima serie alla 1 Davide Garbino, in 2 nei Seriac, 3 Federico Paoli, 4 Leonardo D'Agostini, in 5 Lorenzo Gargani, alla 7 Svit Popovic, 8 Yusri Benomar, 9 Tommaso Zuin, assenti Piria e Stembal. Riferimento a sempre 23,83 di Bincoletto e 23,86 al secondo miglior tempo assoluto al momento Matteo Agosti, 23,86. Ci siamo quindi, prima serie 50 stile libero maschili. E allora ci siamo, è la prima serie, al centro ritroviamo Lorenzo Gargani, 2 vittorie, 2 record ieri nei 100 stile libero e 100 farfalla. Ora la gara più veloce del panorama natatorio, ovvero i 50 stile libero, va a vincerla nettamente, vediamo con quale tempo, 22,61 per lui. Dietro Leonardo D'Agostini 23,27, Svit Popovic 23,49. Completati quindi 50 stile libero, alla partenza abbiamo la serie 9 dei 50 rana femminili. Nuova prova quindi 50 rana, presentiamo la serie 8, corsia 1 Daneluzzi, 2 Ardizzone, 3 Dentesano, 4 Stivini, 5 Cervini, 7 Ronzon, 8 Mauro, 9 Montico e anche Giller in 6. Gaia Gobbato 36-33. Presentiamo la 7, alla 1 Giuliana Micaela Belbe, alla 2 Giorgia Pivetta, alla 3 Daphne Bolzicco, in 4 Giulia Centonza, in 5 Sofia Gelmini, in 6 Giorgia Gorgatti, in 7 Lucia Bertoia, in 8 Alice Lucchini, in 9 Sara Colazzi, 10 Adele Ceschi. Benedetta Dentesano 38,68.
Presentiamo la Serie 6, corsia 1 Emma Basso, 2 Olivia Brollo, 3 Sara Quaglia, 4 Ginevra Roman Pognuz, in 5 Lorelai Giacomello, in 6 Vittoria Zoletto, in 7 Gaia Micillo, in 8 Marzia Morga, in 9 Lizzi Dingashvili, 10 Penelope Taboga. Daphne Bolzicco 43,69. Prossima Serie 5 femminile, alla 1 Melissa Tosolini, in 2 Benedetta Gaspardis, in 3 Vittoria Sivini, in 4 Giulia Dallagnese, in 5 Beatrice De Palma, in 6 Tea Vukcevic, in 7 Nicole Giorgiutti, in 8 Nina Pauletic, in 9 Noemi Cappellani, 10 Alessia Lancioni. Corsia 3 Sara Quaglia 42,22. Alla partenza la quinta serie. Serie 4 avremo la 1 Erika Fanna, la 2 Emily Zoff, la 3 Matilde Merlo, in 4 Giulia Brandolin, in 5 Anna Olivieri, in 6 Giorgia Croesi, alla 7 Giorgia Tranquillini, in 8 Viola Pecchiari, in 9 Maile Gorian, 10 Giulia Luperto. Nicole Giorgiutti 39,94. E abbiamo la terza serie che si prepara, la 1 Mia Ricci, alla 2 Martina Castagnavitz, alla 3 Ludovica Arbo, in 4 Luna Bottecchia, in 5 Mania Potnik, in 6 Gaia Pellegrini, in 7 Delfina Ceri, in 8 Ginevra Salerno, alla 9 Elisabetta Bracun, alla 10 Anita Meloni. Viola Pecchiari 36,56.
Presentiamo la seconda in corsia 1, Diletta Gatto, alla 2 Aurora Meloni, alla 3 Elisa Ginevra Tosoni, 4 Marta Amadore, 5 Emma Pergolis, in 6 Stella Terreni, 7 Ilenia Rummolo, in 9 Greta Dalborgo, in 10 Giulia De Monte, assente Mestroni in corsia 8. Quindi verso la conclusione anche della rana femminile, saranno poi 9 le serie maschili. In netto vantaggio in corsia 4 Luna Bottecchia, 35-83. E per la prima serie abbiamo alla 1 Sara Mosca, alla 2 Sofia Sorrentino, in 3 Giulia Bertolizio, in 4 Federica Piani, in 5 Elisa Franceschi, alla 6 Sara Rummolo, 7 Federica Venturoli, 8 Lara Bisaro, 9 Sofia Reia, 10 Alessia Aldrigo. Seconda serie quindi, corsia 5 Emma Pergolis, 34-64 su Ilenia Rummolo, 34-80. E allora abbiamo la prima serie in acqua, al centro Elisa Franceschi e Sara Rummolo, i due migliori tempi di iscrizione. Franceschi per Gymnasium, Sara Rummolo per Triestina, effettuata e completata la prima vasca, adesso si entra nella seconda, anche Federica Piani, corsia 4 del terzetto di testa, se non addirittura davanti a tutte, l'atleta della Gorizia Nuoto che va a prendersi la vittoria. 32-35, Elisa Franceschi 32-80, Sara Rummolo terza a 33-02. Alla partenza abbiamo la serie numero 9 dei 50 rana uomini. Partita allora la rana maschile, serie 9 in acqua con Di Santo, Schiavone, Criscac, mentre nuoteranno per la ottava serie in 4 atleti, Martinisi alla 5, Cisilino alla 7, Lopez alla 8, Vincenzetti alla 9. Simone Schiavon 31-91. Presentiamo la settima corsia 1, Rafael Santiago Oberto, 2 Pietro D'Andrea, 3 Giovanni Di Gennaro, 4 Mattia Coppola, 5 Cristian Palumbo, 6 Samuele David Cattarossi, 7 Luca Bibò, 8 Dorde Todorovic, 9 Thomas Filippi, 10 Nicola Comello. Corsia 9, Cristian Vincenzetti, Gymnasium Pordenone, 36-21.
Prossima serie dal 6, corsia 1 Alessandro Picco, alla 2 David Safar, 3 Alessandro Maltempo, 4 Orion Pustina, 5 Leonardo Lauto, in 6 Pietro Zoletto, 7 Cristian Di Giovanni, 8 Alessandro De Polo, 9 Roc Cebrol Manfreda, 10 Luigi Pedro Moccaldi. Rafael Oberto, 43 e 64. Per la serie numero 5, alla 1 Matevz Broli, alla 2 Mattia Del Bianco, alla 3 Francesco Leocata, alla 4 Andrea Cragnolini, in 5 Ruben Chiama, in 7 Stefano Ortolani, 8 Nicolò Federico, 9 Luca Fumi, in 10 Carlo Lovero, non parte Vizin in 6. Orion Pustina, 38 e 21. Prossima serie 4, alla 1 Emanuele Vignocchi, alla 2 Kurt Kragel, alla 3 Filippo Cosatto, alla 4 Brian Mione, alla 5 Antonio Buscemi, in 6 Denis Persoglia, in 7 Cristian Grossi, in 8 Federico Berrettoni, alla 9 Nicola Galic, in 10 Elias Sudano. Ruben Chiama in corsia 5, 33, 80. Prossima serie, la numero 3, in corsia 1 Giacomo Traverso, alla 2 Samuele Naccari, alla 4 William Stewart Brown, in 5 Thomas Iannello, in 6 Ettore Carletti, 7 Federico Fontanot, in 8 Emanuele Manisch, 9 Thomas D'Ingilio, in 10 Pietro Schiavinato, assente Polissac alla 3. Brian Mione in corsia 4, 32, 00.
Presentiamo la seconda serie: alla 1 Marek Krappi, alla 2 Mattia Guadagnin, alla 3 Andrea Tibaldo, in 4 Mattia Bertasi, alla 5 Alessandro Zoccolan, alla 6 Matteo Agosti, 7 Stefan Paunovic, alla 8 Giacomo Francesconi, alla 9 Alessandro Minello, 10 Riccardo Bon. Terza serie si conclude, corsia 5, Thomas Iannello, 30 e 89, va al comando della classifica. E per la prima serie in corsia 1 Emanuele Fantini, alla 2 Nicola Tinkocic, in 3 Eric Rovat, 4 Davide Bincoletto, in 5 Peter Jon Stevens, alla 6 Jovan Ilievski, 7 Tommaso Zuin, in 8 Sam Zoletto, 9 Matteo Molinari, corsia 10 Alberto Stani. Verso la conclusione quindi della rana maschile, la seconda serie si va a completare. Corsia 6 è Matteo Agosti alla vittoria con 30 e 02 su Andrea Tibaldo, 30 e 86, quindi alla partenza abbiamo la prima serie. È la prima serie, ritroviamo quindi gli specialisti della rana veloce: Stevens alla 5, Ilievski alla 6 e Bincoletto in corsia 4. Già completata la prima vasca, vediamo quindi quella che è la situazione. Al centro spicca la cuffia rossa di Peter Jon Stevens, ancora davanti a tutto il gruppo in allungo con l'ultima bracciata e al tocco vincente. 28-19 Jovan Ilievski, 28-54 Tommaso Zuin, 28-64. Dunque adesso, prima di proseguire, c'è una serie di recupero di alcuni atleti che erano assenti nella loro serie dedicata, quindi ancora una partenza da 50 rana maschili. Allora viene recuperata la gara, questi atleti rientreranno fuori classifica, mi specificano, quindi non saranno aggiunti alle varie graduatorie di categorie, ma il tempo naturalmente risulterà valido, quindi questa batteria di recupero con gli atleti fuori classifica, sempre dei 50 rana maschili. Quindi questa serie di recupero per avere poi il quadro completo, e proseguiremo con i 200 stile libero. Questa è la prossima gara in programma, ci sono ben 15 serie del settore femminile e 14 del settore maschile, quindi in tutto 29 da 200 stile libero previsti. Bene, via via si completano, abbiamo gli arrivi di questa prova di recupero in cui sono stati acquisiti vari tempi, quindi possiamo proseguire. 200 stile libero femminili, 15ª serie, Verdini, Martini, De Pellegrin.
E quindi si aumenta la distanza, si sale come detto ai 200 metri, partita la 15ª, presentiamo la serie 14. 1 Sofia Bandiera, 2 Tea Vukcevic, 3 Elena Dedi, 4 Sofia Prisco, 5 Giulia De Vita, in 6 Bianca Cervini, in 7 Jasmine Vodopivec, in 9 Irene Di Lenardo. Allora saremo in grado di recuperare i tempi naturalmente, ancora che non compaiono sul LED e tabellone elettronico, quindi poi proseguiremo con la 14ª serie già presentata. Ragazze, intanto liberate pure la vasca per cortesia, uscite pure, grazie.
Allora, partita alla 14ª, presentiamo la 13, alla 1 Camilla Ortolano, in 2 Olivia Brollo, in 3 Ginevra Piazza, in 4 Zacchia Amza, in 5 Sofia Toma, in 6 Olivia Zandonà, in 7 Aurora Princi, 8 Elettra Marcon, 9 Caterina Peloso, 10 Diana Gervasio. Allora, i tempi della precedente dovrebbero essere questi: Gioia Martini 2:24 e 83, Beatrice De Pellegrin 2:39,50, mentre Vanessa Verdini 2:43 e 88. Questi 3 riferimenti della precedente serie 15. Elena Dedi, corsia 4, 2:37,91, ottiene il miglior tempo in questa serie 14. Prossima serie a partire da 13. Prossima serie numero 12, avremo alla 1 Bianca Ballico, alla 2 Alice Favaro, alla 3 Asia Zangirolami, in 4 Beatrice Sivini, in 5 Claudia Martin, alla 6 Giulia Ferrarin, in 7 Nina Pauletic, in 8 Lisa Sfreddo, 9 Nicole Tongiorgi, 10 Martina Lovria.
Camilla Ortolano in corsia 1 2:50,91, riferimento in questa serie 13 alla partenza, la 12ª. Prossima serie la 11, corsia 1 Alessia Kusig, alla 2 Nita Kobiashvili, alla 3 Alice Quayat e 4 Veronica Diermanovic, alla 5 Elenia Cecchetto, in 6 Alessia Ioanna Focan, in 7 Aurora Terrazzino, in 8 Benedetta Muzzi, in 9 Matilde Maccatrozzo, alla 10 Noemi Cappellani. Nina Pauletic, corsia 7, Tergeste nuoto altura, 2:34,73. Alla partenza la 11ª. Presentiamo la prossima serie, ovvero la 10ª, corsia 1 Eva Franceschini, alla 2 Marina Pettinella, alla 3 Valeria Uspesca, in 4 Sofia Ioanna Portase, in 5 Mia Tamburin, in 6 Chanel Ongaro, in 7 Fabiola Dorazio, 8 Greta Tirel, in 9 Matilda Dice Gercic, in 10 Bianca Dozzi.
Aurora Terrazzino, corsia 7, San Vito Nuoto, 2:33:49. Partita la serie numero 10. Presentiamo la numero 9 in corsia 1 Elena Zambona, la 2 Sara Polo, la 3 Cristel Taddio, 4 Elena Rossetti, 5 Giovanna Daneluzzi, in 6 Beatrice Zanlungo, in 7 Alissa Gardè, in 8 Alice Ardizzone, 9 Nora Bognolo, 10 Isabella Novembre. Fabiola Dorazio, corsia 7, 2:22:42, miglior tempo di questa serie 10, prossima a partire, già presentata numero 9. Prossima serie, la ottava in corsia 1 Eleonora Ceschiutti, alla 2 Clea Uchi, alla 3 Agnese Maria Sorrentino, 4 Iris Bianchini, in 5 Erika Vestidello, in 6 Margherita Sorini, in 7 Alice Paduani, 8 Greta Mengucci, 9 Veronica Bortolin, 10 Margherita Dostuni.
Risel Taddio 2:21:52 in corsia 3, Adrian Monfalcone su Alissa Gardè in seconda posizione. Proseguiamo, ottava serie. Prossima serie, la 7 in corsia 1, Elettra Rotter-Berton, la 2 Beatrice Corazzina, la 3 Tosca Quite, la 4 Alessia Rosalen, 5 Eva Battaglia, in 6 Carol Pagnuti, in 7 Aurora Bertotti, 8 Desiree Durat, 9 Chloe Ruttard, 10 Nicole Samar Ranon. Alice Paduani 2:19:85 su Agnese Sorrentino in seconda posizione. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta alla corsia 1, Eleonora Ceschiutti, nuoto gemonese, è stata squalificata per falsa partenza. Prossima serie, la 6 in corsia 1, Moica Valantic, alla 2 Barta Vendrame, alla 3 Atena Campagnolo, alla 4 Rebecca Ragni, in 5 Anna Kurkovic, in 6 Valentina Veltrame, in 7 Vittoria Danieli, 8 Anna Brazzatti, 9 Ileana Balducci, in 10 Martina Pederiva.
2:19:59, Beatrice Corazzin, corsia 2. Presentiamo la prossima serie, la numero 5. Alla 1 c'è Gioia Delle Fratte, alla 2 Diletta Gatto, alla 3 Nicole Ius, 4 Anna Tanelon, in 5 Nica Mielcic, in 6 Anna Padoan, alla 7 Giorgia Pellattiero, 8 Emma Cubana, 9 Giulia Sorrentino, in 10 Elisabeth Ventura. Mojca Balantic, 2:18:03 per vincere questa sesta serie. Andiamo avanti, numero 5. Presentiamo la numero 4, alla 1 Milena Maiken, alla 2 Gloria Avanzi, alla 3 Greta Serafin, alla 4 Anita Sfoggia, alla 5 Anastasia Spenska, alla 6 Anastasia Tepic, 7 Melissa Zanetti, 8 Caterina Spigariol, in 9 Anna Mori, 10 Margherita Saiero.
Anna Danelon 2:17.05, corsia 4, vincere la quinta serie. Proseguiamo, prossima serie, la 3 in 1 Letizia Chinellato, la 2 Margherita Budai, in 3 Lidia Sorrentino, 4 Michelle Sinkovic, in 5 Rachele Pavoni, 6 Cecilia Ion Sorrentino, 7 Alice Del Campo, 8 Anna Durante, 9 Viola Tintinaglia, 10 Elena Pavan. Due 13:62 per Caterina Spigariol, in corsia 8 stile libero Preganziol. Andiamo avanti, c'è la terza serie femminile. Benissimo, quindi la terza anche in acqua, mancano le ultime due, i migliori 20 tempi di iscrizione. Presentiamo appunto la seconda, la 1 Giorgia Baldessari, alla 2 Sofia Reia, 3 Giada Cattarini, 4 Giada Biviano, 5 Marta De Vettori, 6 Camilla Santin, alla 7 Giada Lamesta, alla 8 Alice Grasselli, 9 Benedetta Frullio, in 10 Vittoria Spano.
2:08:47 si aggiorna il miglior tempo e Anna Durante a vincere in ottava corsia per il team Veneto. Saliamo alla Serie 2. E Serie 2 in acqua e quindi siamo arrivati alla fine femminile, c'è la prima serie schierata, presentiamo queste 10 atlete, corsia 1 Anna Simonetti, alla 2 Sveva Bibalo, in 3 Giulia Bagnariol, la 4 Giulia Sordo, 5 Martina Babic, in 6 Alessia Capitanio, alla 7 Sara Rummolo, in 8 Anna Mari Bonaldo, alla 9 Linda Vendramini, corsia 10 Alessia Fontanotto. Passaggio ai 100 metri, Viola Spano 1:3:44 in corsia 10, team Veneto su Camilla Santin Arca Team in corsia 6, 1:3:58. A seguire, ricordo, 14 serie dei 200 sia libero maschili. E siamo agli ultimi 15 metri, seconda serie, Santina alla 6, Frulio alla 9, Spano alla 10. E la spunta in corsia 6 per 1 centesimo, Camilla Santin 2:9:95, su Benedetta Frulio 2:9:96. Ci siamo quindi, in bocca al lupo a voi ragazze, prima serie, 2 stile femminili. E allora ci siamo in acqua quindi con la prima serie, le migliori 10 tempi di iscrizione. Al centro Martina Babic, Tergeste Nuoto Altura, su Alessia Capitanio alla 6 Triestina e Giulia Sordo, Rarinantes Trento, ad occupare la corsia con il 4. Primo passaggio, primo riferimento ai 50 con una coppia di testa davanti, Martina 29:32 su Alessia 29:34, quindi leggermente staccata terza Linda Vendramini, anche lei al di sotto dei 30 secondi di passaggio, 29:59. A seguire serie 14 maschile, De Cecco, Scalabrin, Coppola, Marangi, Lorber, Viola, Cisilino, Novati, Della Ventura e Casarsa. Ancora questa coppia quindi nelle corsie gialle centrali, numero 5 e numero 6, 2 centesimi il delta di prima, che sale adesso a 0,12. Martina 60,48, Alessia 60,60. Quindi a inizio la seconda metà di gara e il terzo tratto nello specifico, ancora appaiate e separate davvero da una manciata di centesimi. Forse avviene addirittura il sorpasso in questa terza frazione con Alessia Capitanio che mette la freccia e tocca davanti ai 150 metri, 31,6 il terzo tratto. Martina Babic 32,3, quindi dietro Giulia Sordo a mantenere la terza posizione.
Ultima virata, quindi ancora un bel margine per Alessia Capitanio, che scappa letteralmente via nella seconda parte di gara e quindi va a vincere per distacco la prima serie. Vediamo il tempo per lei: 2:3:63. Martina Babic seconda posizione, 2:5:54, e Sara Rummolo sale al terzo posto con l'ultimo 50, chiude a 2:8:44. E quindi si riparte dal settore maschile, serie 14, presentiamo da 13, 1 Corazza, 2 Tognon, 3 Coppola, 4 Caucig, 5 Lisetto, 6 Sciurti, 7 Achic, 8 Crivello, 9 De Giorgi, 10 Capus. Simone Della Ventura, 2:14:50 in corsia 9, il primo riferimento maschile. Attendiamo l'arrivo anche degli altri atleti e proseguiremo con la serie 13. Prossima serie numero 12, alla 1 Raffaele Santiago Berto, 2 Filippo Mamlic, 3 Lorenzo Turisini, 4 Simone Borgobello, 5 Alessio Armonia, 6 Alessandro Picco, 7 Marco Tolomi, 8 George Peric, 9 Cristian Di Giovanni, 10 Davide Safar.
2:32,47 Francesco Lisetto in corsia 5 alla partenza la serie numero 12. Partita alla 12, presentiamo la 11ª serie. Alla 1 Antonio Cussig, alla 2 Riccardo Cecchetto, in 3 Fabio Baruzzo, 4 Gioele Ravalico, alla 5 Federico Puzzolu, 6 Manuel Bressan, 7 Marco Fumis, 8 Tommaso Fava, 9 Giovanni Salera, 10 Filippo Cimbaro. Alessio Armonia in corsia 5, 2:23,93. Andiamo avanti con la 11ª. Presentiamo la 10ª, alla 1 Gabriele Mussio, alla 2 Sebastiano Leita, alla 3 Leonardo Aricò, 4 Mikita Krasuski, alla 5 Leonardo Piccoli, 6 Noè Sillani, alla 7 Federico Chiarotto, 8 Gheorghe Razvan Semeniuc, 9 Ziga Polisak, 10 Nicola Morsut.
2:22:05, Federico Puzzolo in corsia 5. Andiamo avanti, serie numero 10. Partita la 10ª, presentiamo la 9, alla 1 Mattia Del Bianco, alla 2 Dario Massari, 3 Leonardo Tonetto, 4 Drion Gergi, alla 5 Petre Buonocore, 6 Riccardo Lula, 7 Fatmir Tabacu, 8 Giulio Turesini, 9 Andrea Lampe, 10 Alessandro Emil Torretta. Si completa anche la 10ª, in corsia 4 Mikita Krasutski, Tergeste nuoto altura, 2:14:21. Prossima serie è la numero 8, in corsia 1 Federico Beretoni, 2 Giovanni Scarpa, la 3 Nicolas Perentin, 4 Riccardo Minatti, 5 Kurt Kragel, 6 Matej Tudor Kokior, 7 Pietro Micolo, 8 Riccardo Kovacic, 9 Lorenzo Zanardo, 10 Gasper Rotzmann.
Riccardo Lula 2:6:49, ottiene il miglior tempo fino a questo momento, va al comando della classifica per il rosso-terzo, alla partenza ottava. E per la prossima serie 7 alla 1 Ettore Carletti, 2 Elia Sudano, 3 Pietro Piazza, 4 Alex Cullolli, 5 Samuele Naccari, 6 Francesco Dal Corso, alla 7 Leonardo Braini, 8 Samuel Campo Dall'Orto, 9 Pietro Schiavinato, 10 Steve Marcello Colovati. Due 7:50 Matvei Tudor Kochior, corsi a 6 per nuoto gemonese. Proseguiamo con la serie 7. E per la prossima serie 6 abbiamo alla 1 Axel Brezzana, alla 2 Andrea Girotto, alla 3 Emanuele Ton, alla 4 Noel Paoletti, alla 5 Tommaso Filippig, in 7 Francesco Stagliocco, in 8 Alberto Stani, in 9 Nicola Torresella, 10 Guglielmo De Mattia, Sente Venier Romano alla 6.
Altra vittoria netta in questa settima serie, la spunta Alex Cullolli, 2,5 e 98. Abbiamo ora la serie 6 ai blocchi. Presentiamo la serie successiva, numero 5, 1 Lorenzo Pianello, 2 Enrico Botta, la 3 Riccardo Cella, 4 Leonardo Bertotti, 5 Simon Mamlic, 6 Luca Ravalico, in 7 Leonardo Frasson, 8 Gianluca Gregori, e alla 9 Matteo Modonutto, 10 Andrea Tanzi. Due 2,89 Noel Paoletti su Emanuele Ton, 2,3,24. Partita dalla serie numero 5 per la quarta serie, alla corsia 1 Tommaso Borini, alla 2 Andrea Gasparini, alla 3 Massimo Novello, 4 Giulio Gavioli, 5 Nicolò Albanese, 6 Enrico Martin, 7 Davide Alexa, alla 8 Tommaso De Vettori, 9 Luca Raffaele, 10 Jacopo Fumi.
2:1:85 il tempo con cui Luca Ravalico si aggiudica la quinta serie maschile. Ed è partita la quarta per la terza serie. Si preparano in corsia 1 Alessandro Zoccolan, alla 2 David Dallalana, alla 3 Giacomo Scarabel, 4 Jacopo Picerni, 5 Leonardo Salera, alla 6 Edoardo Dall'Acqua, 7 Alex Bergamo, 8 Lorenzo Vianello, 9 Alessandro Sgubin Meglio, 10 Marco Londero. Si conclude la serie 4, corsia 8 Tommaso De Vettori, 1:59:51 Andrea Gasparin, seconda posizione 2:00:8 alla partenza la terza. Partita la terza serie, prossima è la seconda, alla 1 Filippo Allegretto, alla 2 Enrico Zorzi, alla 3 Gabriele Gitto, 4 Jacopo Missana, 5 Daniel Mantellato, 6 Raul Olteanu, alla 7 Riccardo Corbo, 8 Giacomo Traverso, 9 Giovanni Magnà, 10 Francesco Grassilli.
1.55 e 66. Edoardo Dall'Acqua aggiorna il miglior tempo della classifica provvisoria, vince nettamente questa terza serie. Proseguiamo, numero 2. È la seconda serie in acqua e allora presentiamo la prima serie con cui mettiamo fine ai 200 stile libero. Alla 1 c'è Alex Suruc, alla 2 Jovan Ilievski, alla 3 Yusri Benomar, 4 Riccardo Crosato, 5 Federico Paoli, 6 Davide Garbino, 7 Matteo Agosti, 8 Gabriele Marson, 9 Giovanni Sharouf, 10 Mattia Guadagnin. E siamo ai 150 metri in questa seconda serie, conduce Giovanni Mania, Triestina Nuoto in corsia 9, atleta del 2009, quindi terzo ultimo anno della categoria ragazzi. E siamo all'epilogo, quindi la serie 2. Mantiene il vantaggio Giovanni Mania e ferma il tempo a 1.56,06. Daniel Mantellato 1.57,60, Jacopo Missana 1.58,97. Quindi proseguiamo con la prima serie maschile. E allora partita in acqua, andiamo quindi a seguire insieme questa prima serie, si assegnano le medaglie delle varie categorie, ricordo ragazzi junior assoluti il ritiro in autonomia, mentre al termine della mattina avremo tutto il giro di premiazioni individuali e di società riferite agli esordienti A. Primi 50 metri già conclusi, 26,08 Matteo Agosti, 26,13 Federico Paoli, 26,14 per Davide Garbino. Agosti rappresentanza di Tergeste Nuoto, Paoli per Triestina Nuoto, Garbino invece per Cus Udine. Prossima gara 50 dorso femmine, serie 9, Ceschia Rossi, Dentesano Toma, Giller Pittash, Lipoti Cecchetto e Macor. Quindi 100 metri, vediamo come cambia la situazione, passa al comando Davide Garbino, 54,82 ma davvero vicinissimi anche gli altri, in 2 decimi rimangono i primi 3 con Garbino, Paoli e Agosti. Poi c'è stata la svolta nel settore femminile, vediamo se accade lo stesso, si arriverà in volata invece per quanto riguarda il settore maschile. Garbino alla 6, ancora leggermente davanti, alla sesta virata a condurre 29,98, Paoli si avvicina con 29,39, quindi Agosti e quindi Crosato in quarta posizione. Ora c'è l'ultima virata e quindi si prospetta un testa a testa finale per l'assegnazione
di questo titolo. Garbino alla 5, Garbino alla 6, Paoli alla 5, siamo alla conclusione, vediamo, ed è in corsia 6, rimane davanti Davide Garbino per 5 centesimi, a lui il miglior tempo assoluto, 1:52,59. Paoli 1:52,64 e sale in terza posizione Riccardo Crosato 1:53,52. Nuova gara, quindi si cambia completamente, ci sono i 50 dorso femminili, alla partenza la serie numero 9. E quindi riprendiamo con i 50 metri, il dorso adesso, prossima serie 8, 1 Tereani, 2 Borsari, 3 Belbe, 4 Zami, 6 Codazzi, 7 Ceschia, 8 Bosco, 9 De Vita, 10 Pernice, assente Bertoia in 5. Allora intanto abbiamo qui il tesserino di Chanel Ongaro, San Vito, qua la postazione microfonica, Caterina Rossi 33-15. Prossima serie numero 7, 1 Penelope Taboga, 2 Beatrice Rosa Castaldo, 3 Eleonora Moro, 4 Zacchia Amza, 5 Giorgia Pivetta, alla 7 Chanel Ongaro, 8 Adele Cimenti, 9 Benedetta Muzzin, 10 Isabella Bruschetta, assente Jovanic 6. (40,09) per Chiara Pernice, corsia 10.
In acqua quindi la 7, presentiamo la serie 6, 1 Marissa Cauto, 2 Giulia Centonza, 3 Bianca Ballico, 4 Caterina Visintin, 5 Gaia Micillo, 6 Matilde Maccatrozzo, 7 Olivia Zandonà, 8 Matilde Mongiat, 9 Michelle Zaina, 10 Alice Quayat. Si conclude quindi la serie 7, Adele Cimenti 40-92. E presentiamo la serie successiva, la quinta, in corsia 1 Sara Buna, 2 Margherita Dostuni, in 3 Matilda Alice Gercic, in 4 Veronica Germanovic, in 5 Laila Panico, 6 Isidora Kosoric, in 7 Isabella Novembre, 8 Vittoria Biscontin, 9 Tea Pivetta, 10 Margherita Sorini. Corsia 5 Gaia Micillo 37-41. Prossima serie numero 4, 1 Maria Bosnic, 2 Anna Brazzatti, 3 Beatrice Bianco, 4 Sara Sever, 5 Camilla Basili, 6 Samantha Buongiorno, 7 Nicole Jussen, 9 Margherita Pivetta, 10 Carlotta Costa, assente Juretic alla 8. Corsia 2 Margherita Dostuni 34-91. Presentiamo la serie 3, corsia 1 Giulia De Monte, alla 2 Camilla De Marchi, alla 3 Linda Boezio, in 4 Allegra Barbera, alla 5 Agnese Orvat, in 6 Gioia Di Luca, in 7 Alice Fierro, 8 Rebecca Zanetti, 9 Asia Mozzina, alla 10 Elisabetta Bracun. (32-53) per Beatrice Bianco in terza corsia. Andiamo avanti con la terza serie.
Prossima serie a partire la seconda, alla 1 Maria Ljubojevic, alla 2 Maria Chiara Sabadini, alla 3 Gaia Candotti, in 4 Greta Ursic, in 5 Elisa Marilli, 6 Anna Maria Bostan, in 7 Diana Baruzzo, 8 Sofia Reia, 9 Asia Nicolini, 10 Greta Puiatti. Giulia De Monte 32-69. E quindi per la prima serie alla 1 Greta Ferrazzo, alla 2 Vadalaglio, alla 3 Sveva Bibalo, alla 4 Sara Dal Fabbro, 5 Letizia Facca, in 6 Maia Rizzi, 7 Anna Tajariol, 8 Elisa Cherin, 9 Giulia Bagnariol, 10 Jenny De Bortoli. Serie numero 2 alla conclusione. E se la giudica in corsia 9 Asia Nicolini con 31-10 alla partenza, la prima serie. Prima serie partita, a seguire ottava maschile, Bernardi, Postina, Zancanaro, Nadalina, Ambrogetti e Grassilli. Andiamo a vedere quindi come si sviluppa questa velocissima prova sui 50 dorso. Facca alla 5, Rizzi alla 6 con i 2 migliori tempi di iscrizione. Entriamo negli ultimi metri di questa prova, in corsia 5 Letizia Facca per Gymnasium Alluga e vince nettamente 28-88 per lei Letizia Facca. Sara Dal Fabbro 30-13, Anna Tajariol 30-24. Prossima serie, la settima, in 1 Capus, 2 Comello, 3 Novati, 4 Corazza, 5 Martin, in 6 Bibò, 7 Furlano, 8 Viola, 9 Tess, 10 D'Andrea. Passati quindi al dorso maschile, la serie 8, la prima in ordine cronologico a completarsi, è Francesco Grassilli con 28-17. Prossima serie, la sesta, in corsia 1 Tommaso De Giorgi, 2 Marco Pin, la 3 Mattia Sciurti, 4 Enrica Torri, 5 Riccardo Tomasi, 6 Tadej Bavkon, 8 Matteo Mitic, 9 Leonardo Aricò, 10 Thomas Filippi. Non parte l'Aricò alla 7.
Giovanni Tess 27,53 dalla corsia numero 9 alla partenza la serie 6. Prossima serie la numero 5, in corsia 1 Davide De Zorzi, alla 2 Rock Sever, 3 Matez Brolli, 4 Raffaele D'Antoni, 5 Stefano Picco, 6 Mattia Oteri, 7 Michele Licenporro, 8 Amin Akic, 9 Damir Dumisic, 10 Lorenzo Turisini. Si conclude la sesta, corsia 4, Enrica Torri 36,58. Presentiamo la serie 4, in corsia 1 in corsia 2 Filippo Zaia, 3 Samuele Dri, 4 Riccardo Kovacic, 5 Gabriele Gerunda, 6 Nicola Torresella, 8 Cristiannella, 9 Mikita Krasuzki, 10 Denis Dumitru Ionel, assenti Gardenal alla 1 e Minatti alla 7. Si completa la serie 5. Corsia 5 Stefano Picco 30,95. Prossima serie, la numero 3. In corsia 1 Tommaso Borini, alla 2 Jakob Kovacic Lovsin, alla 3 Leonardo Salera, alla 4 Massimiliano Bernardella, alla 5 Nicolas Cistin, alla 6 Lorenzo Buccino, 7 Mattia Ferrari, 8 Antonio Rossetti, 9 Alessandro Agosto. Non parte Turisini alla 10. Intanto Samuele Dri chiude a 29,75. Prossima serie la seconda, in corsia 1 Antonio Buscemi, alla 2 Gaber Luca Grenk, alla 3 Pietro De Cillia, in 4 Pietro Bosco, alla 5 Riccardo Francia, al 6 Riccardo Aldrigo, in 7 Patrick Battistella, alla 8 Nice Valantic, in 9 Tommaso Nonini, in 10 Matic Potnik. Corsia 4 Massimiliano Bernardella 29,17.
E per la prima serie alla 1 Umberto Rutara, alla 2 Ismaele Bonelli, alla 3 Massimo Zancani, in 5 Svit Popovic, il 6 Giovanni Tomba, in 7 Federico Mestroni, alla 8 Davide Krasnik, in 9 Mark Rebula, 10 Luca Ravalico, non parte Piria in 4. Seconda serie si conclude, 3 atleti sulla stessa linea. La spunta in corsia 7 Patrick Battistella, 28 e 20. È partita quindi la prima serie, al centro Popovic, alla 5 Tomba, alla 6, vediamo se sarà uno di loro a spuntarla o se ci saranno inserimenti dalle corsie laterali. Siamo già nella subacquea, numero 2 riemerge in vantaggio Giovanni Tomba. Cusudine nella parte nuotata si avvicina a Popovic, ma è in corsia numero 5, vediamo a tabellone, ma attendiamo un attimo perché forse non c'è qualcosa che non funziona sulla 6. Intanto il tempo di Svit Popovic 25,84, quello di Mestroni è 26,43, quello di Tomba un attimo in stand by perché sicuramente ha fatto di meno. Intanto a seguire ci sarà la serie 13 femminile con Nardini, Macor e Ceschia, 3 atlete dei 50 farfalla femminili. Verifica in corso quindi sull'ordine d'arrivo e sui responsi di questa prima serie maschile dei 50 d'orso. Non appena avremo notizie naturalmente ve le comunicheremo. Intanto proseguiremo poi con la farfalla, 13 serie femminili e 11 serie maschili. Allora è 25,83 il tempo di Giovanni Tomba in corsia 6, quindi è lui che si è aggiudicato la prima serie, su Svit Popovic secondo, 25,84, e poi confermiamo gli altri tempi che avete visto a tabellone. Quindi adesso sì, possiamo proseguire con la farfalla femminile. Partiti quindi con la farfalla, serie 13 femminile, presentiamo la 12, alla 1 Pergolis, 2 Franceschinis, 3 Rummolo, 4 Kobiashvili, 5 Scilipoti, 6 Bolzicco, 7 Montico, 8 Braidotti, 9 Savian, 10 Durat. Corsia 5 Matilde Macor, 31,79.
Prossima serie 11, 1 Giulia Lepore, 2 Aurora Princi, 3 Sofia Bandiera, 4 Greta Stella, 5 Diana Gervasio, in 6 Nicole Tongiorgi, in 7 Iris Rita Kovacic, 8 Asia Zangirolami, 9 Caterina Peloso, 10 Lisa Sfreddo. Gemma Braidotti, 30 e 31, si aggiudica la serie 12. Prossima serie femminile numero 10, 1 Ginevra Piazza, 2 Elena di Santa Cristina, alla 3 Ariel Oxa, 4 Michelle Zaina, 5 Alessia Kossik, 6 Jasmine Vodopivec, 8 Vittoria Zaletto, 9 Matilde Mongiat, 10 Francesca Cragnolini, assente Collari alla 7. (40-48) Asia Zangirolami. Prossima serie numero 9, in corsia 1 Vittoria Biscontin, 2 Martina Lovria, in 3 Alice Favaro, 4 Viola Giurbino, 5 Alessia Lancioni, 6 Marzia Morgan, 7 Adele Cimenti, 8 Vittoria Sivini, 9 Nora Bognolo, 10 Lorelai Giacomello. Alessia Kussig 39 e 35, si aggiudica questa serie. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa serie 10 appena conclusa. Atleta in corsia 2 Elena di Santa Cristina, Arca Team, è stata squalificata per falsa partenza. Partita la numero 9, prossima serie 8, 1 Sofia Ioana Portase, 2 Benedetta Bertoli, 3 Greta Tirel, 4 Laira Zanolin, 5 Sveva Marangon, 6 Sofia Stanetic, 7 Marissa Cauto, 8 Valeria Margherita Gaspari, 9 Mia Ricci, 10 Sara Polo. (35-86) Nora Bognolo, corsia numero 9. Per la prossima serie, la settima, in 1 Marta Amadore, alla 2 Viola Vassallo, alla 3 Tosca Acquite, alla 5 Vittoria Fumagalli, 6 Anna Rodolfi, alla 6 Matilde Merlo, alla 7 Carol Pagnutti, 8 Maria Bosnic, 9 Alissa Gardè, 10 Sara Madnic.
34-33, Sveva Marangon, corsia 5. Prossima serie, la numero 6, corsia 1 Mania Podnik, la 2 Martina Mezzacasa, la 3 Greta Dalborgo, 4 Elisa Ginevra Tosoni, in 5 Alice Fierro, 6 Michelle Sinkovic, 7 Morena Pellegrino, 8 Camilla Bertosa, 9 Melissa Zanette, 10 Gioia delle Fratte. Corsia 5 Anna Rodolfi, 31,97, si aggiudica la prova. Allora attenzione perché c'è squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta in corsia 2, Viola Vassallo Gorizia Nuoto, stata squalificata per falsa partenza. Presentiamo la quinta, 1 Stella Sorini, 2 Ilaria Cancian, 4 Anna Kurkovic, 5 Sveva Cerne, 6 Ilaria Forestan, 7 Maria Ludovica Bruno, 8 Gioia Di Luca, 9 Agnese Kriskak, 10 Martina Peleriva. Non parte alla 3 I Ribar. Sesta serie la conclusione di questi 50 farfalla femminili. Corsia 6, Michelle Sinkovic, 32,27. Prossima serie, la numero 4, corsia 1 Viola Tintinaglia, la 2 Margot Gomiscek, la 3 Aurora Meloni, 4 Anna Danelon, 5 Greta Serafin, 6 Margherita Pivetta, in 7 Asia Cetin, in 8 Sorrentino, alla 9 Seli Bresan Semic, 10 Caterina Vanin. Corsia 6 Ilaria Forestan, 31,96. Prossima serie, a partire la terza, in corsia 1 Margherita Budai, alla 2 Gaia Gobbato, alla 3 Rachele Pavoni, alla 4 Giulia Bagnariol, 5 Lara Bisaro, in 6 Giorgia Baldessari, 7 Camilla Santin, 8 Caterina Rossi, 9 Sara Dal Fabbro, 10 Ingrid Bellocchi. Aurora Meloni, 31,13. Prossima serie 2 in corsia 1 Giada Cattarini, alla 2 Giulia De Monte, alla 3 Desire Ullo, 4 Nicole Bidinost, in 5 Giada Biviano, in 6 Anna Tagliariol, in 7 Ludovica Arbo, 8 Matilde Ferraioli, 9 Antea Maris Matkovic, 10 Linda Vendramini. Corsia 5 Lara Bisaro, 30,19 alla partenza seconda serie.
E presentiamo la prima serie femmine. Alla 1 Virginia Donato, alla 2 Beatrice Vidal, alla 3 Greta Ferrazzo, 4 Alisa Golovina, 5 Anna Durante, 6 Maia Rizzi, 7 Margherita Allegretti, 8 Sofia Reia, 9 Angelica Trichies, 10 Martina Mosetti. Alla conclusione con la seconda serie. Corsia 10, 29,67 Linda Vendramini su Matilde Ferraioli, 30 e 00. Ci siamo quindi, serie 1 femminile. Partita quindi questa prima serie. Anna Durante, team Veneto, accreditata del miglior tempo di iscrizione, corsia 5. Ritroviamo Maia Rizzi alla 6, l'atleta di Gorizia Nuoto, anche in questa prova dei 50 farfalla. E Maia Rizzi, Anna Durante, sono proprio loro due davanti a tutte. Un altro arrivo in volata sul filo, vediamo chi prende meglio l'arrivo in questa prima serie. Corsia 5, Anna Durante 27,86 a 7 centesimi, Maia Rizzi 27,93, Margherita Allegretti terza 29,38. Proseguiamo col settore maschile, alla partenza la serie 11. Riprendiamo dai maschi quindi, serie 11 partita, serie 10 2 Crivello, 3 Lorber, 4 Soica, 5 Ciani, 6 Palumbo, 7 Zancanaro, 8 Sabinot, 9 Tolomio, 10 Fava, assente Bressan, 1. Corsia 8 Lorenzo Di Fiore, 27,89. Presentiamo la prossima, la serie 9, alla 1 Luca Tognon, alla 2 Matteo Facca, alla 3 Pietro Gennari, 4 William Klemsemeyer, 5 Enrico Kaucig, 6 George Veric, in 7 Pietro Zoletto, 8 Danilo Gnevic, in 9 Vincenzo Pio Lopez, 10 Samuele David Cattarossi. Corsia 10 Tommaso Fava, 32,75. Presentiamo l'ottava, 1 Lorenzo Marangi, 2 Davide Coppola, 3 Alessandro De Polo, 4 Tommaso Cecchin, 5 Filippo Cimbaro, in 6 Davide Safar, 7 Gioele Martinisi, 8 Michele Licemporro, 9 Vuk Pekez, 10 Davide Dadda di Fagagna.
Si conclude la nona, corsia 5 Enrico Caucig, 35-28. Presentiamo la prossima serie 7 in corsia 1 Ziga Polissak, la 2 Nizar Matnane, alla 3 Stefano Ortolani, in 4 Francesco Sagliocco, in 5 Davide Morello, 6 Giovanni Scarpa, 7 Federico Puzzol, 8 Rok Sever, 9 Christian Znek, in 10 Lan Vidovic. Corsia 9 Vuk Pekec, 30-34. Presentiamo la 6, alla 1 Yuval Moshe Israel, alla 2 Cristian Annella, e corsia 3 Mattia Bertasi, 4 Enea D'Avanzo, 5 Lev Korisek, in 6 Daniel Cristofoli, 7 Daniele Casa, 8 Jacopo Fumi, 9 Thomas Lingilio, 10 Guglielmo De Mattia. Alla conclusione quindi con la settima, ed è la corsia 4 Francesco Sagliocco, 30-44. Presentiamo la serie 5, corsia 1 Nicolò Di Piazza, la 2 Leonardo Tonetto, la 3 Matteo Casarsa, 4 Luigi Di Santo, 5 Nicolò Federico, 6 Jovan Tatic, 7 Leonardo Caronna, 8 Giacomo Matthew Harris, 9 Samuele De Cecco, 10 Nicolò Pase. Serie 6 alla fine, corsia 4 Enea D'Avanzo, 29-03. Presentiamo la prossima serie, la quarta, la 1 Gabriele Marson, la 2 Raul Kenda, la 3 Thomas Iannello, 4 Riccardo Bon, 5 Alvise Sancetta, 6 Mark Rebula, 7 Antonio Buscemi, 8 Giulio Gavioli, 9 Andrea De Simone, 10 Luca Raffaele. Corsia 7 Leonardo Caronna, 28-03. E presentiamo la terza serie, la 1 Fedor Davidov, la 2 Cristian Pertotta, la 4 Riccardo Aldrigo, 5 Umberto Rutar, 6 Matteo Molinari, 7 Matteo Modonutto, 8 Giovanni Mania, 9 Denis Persoglia, in 10 Gianluca Gregori, non parte Scarton in 3. Corsia 6 Mark Rebula, 27-53.
Terza serie in acqua per la serie 2, alla 1 Tommaso Nonini, corsia 2 Nicolas Cristina, alla 3 Francesco Fornasier, 4 Davide Krasnic, 5 Daniel Mantellato, 6 Nicolò Citron, 7 Francesco Grassilli, 8 Andrea Gasparini, 9 Lorenzo Buccino, 10 Emanuele Fantini. Terza serie alla conclusione, corsia 8 Giovanni Manià, 26-58. E siamo giunti alla prima serie, abbiamo alla 1 Francesco Esposito, i 2 Matteo Agossi, 3 Nei Seriac, alla 5 Lorenzo Gargani, alla 7 Leonardo D'Agostini, 8 Tommaso Zuin, 9 Mai Zalic, in 10 Sami Benomar, assenti Sebal 4 e Piria in 6. Questa è la prima serie ormai prossima. Intanto la serie 2 si chiude, Francesco Fornasier 26-71, Emanuele Fantini 26-75. Quindi completiamo i 50 metri, prima serie della farfalla maschile. E siamo partiti allora con questa prima serie, ritroviamo uno dei protagonisti di questa edizione, Lorenzo Gargani, 3 vittorie, 3 record fin qui, adesso va lanciatissimo verso i suoi 50 farfalla, vediamo il riferimento cronometrico, 23:40 per lui Lorenzo Gargani, Cus Udine. Leonardo D'Agostini 24-77, terzo Tommaso Zuin 25-72. Nuova gara in arrivo, l'ultima per questa mattina, sono i 200 d'orso alla partenza, la quarta serie femminile, Ceschi alla 4, Zalungo alla 5, Caldato in 6. $200 d'orso, quindi la gara che chiude la mattina di questa domenica 10 novembre, 4 serie femminili e 5 serie maschili. Presentiamo la terza delle femmine, alla 1 Simonetti, 2 Mezzacasa, 3 Rossetti, 4 Ceschiutti, 5 Danieli, 6 Ucchi, 7 Ranon, 8 Battistella, 9 Focani.
2:31:75 per Maia Caldato in corsia 6 alla partenza la serie 3. Presentiamo la serie numero 2, corsia 1 Chloe Ruttara, alla 2 Anna Brazzatti, alla 3 Beatrice Bianco, 4 Desiree Sartore, 5 Gaia Candottin, 6 Rebecca Ragni, 7 Viola Masetto, 8 Elisabeth Ventura, 9 Milena Maiken, 10 Margot Neri. Prossima virata sono i 150 metri, allora io ricordo che al termine dei 200 d'orso maschili avremo tutte le premiazioni per quanto riguarda gli esordienti A, quindi le gare individuali, 50 stile rana, 2 stile, 50 dorso e farfalla, e anche la premiazione nella classifica a punti per il 25esimo Memorial Marini, dato che questo pomeriggio non ci sono gare aperte alla categoria esordienti A, quindi è definitiva la classifica a punti per loro, mentre per le categorie superiori, ragazzi junior e assoluti, la possibilità di ritirare le medaglie in autonomie presso la testata di virata zona corsia 1. Ricordo sempre il sito di riferimento natatoria.com per tutti i risultati e anche la diretta streaming. Nicole Samar Ranon 2:35:61, meglio Vittoria Danieli 2:35:22. Alla partenza la seconda serie femminile. Partita la seconda serie e quindi presentiamo le atlete della prima serie 2 dorso femmine. Corsia 1 Giorgia Tranquillini, 2 Sofia Bonvecchio, 3 Benedetta Frullio, 4 Agnese Orbat, in 5 Martina Babic, 6 Sveva Bibalo, 7 Martina Buttazzoni, 8 Asia Nicolini, 9 Greta Puiatti, 10 Desiree Sartorato.
2:24 e 26 il tempo di Desiree Sartore su Gaia Candotti, 2:30 e 38 in seconda posizione, e quindi alla partenza già presentata la prima serie due dorso femminile. In acqua quindi questa prima serie, l'ultima prova al femminile di questa mattina. Al centro le due atlete di Tergeste Nuoto Altura, Martina Babic classe 2004 alla 5, Sveva Bibalo classe 2008 in corsia 6. Quindi anche presenti atleti della categoria ragazze, anno 2011, Tranquillini alla 1, Frullio alla 3, Nicolini alla 8 e Pugliatti alla 9. Primo passaggio ai 50 Martina Buttazzoni, 33 e 39 su Giorgia Tranquillini in seconda posizione. Prossima gara sono i 200 dorso maschi serie 5, alla 1 Ruben Chiama, 2 Matteo Lizio, 3 Antonio Angelini, 4 Vincenzo Coppola, 5 Mikita Krasuzkin, 6 Stefano Picco, 7 Steve Marcello Colovati, 8 Nicola Morsut, 9 Samuel Campo dall'Orto. Passaggio ai primi 100, 1:9:20 per Martina Buttazzoni in corsia 7. Prossima virata è la virata dei 150, ancora Buttazzoni in vantaggio, quindi Asia Nicolini in seconda posizione, Sveva Bibalo in terza. E siamo quindi alla conclusione di questa prima serie 200 dorso femminili. Al comando fin dall'inizio Martina Buttazzoni, CUS Udine, si aggiudica questa prima serie. Quindi in seconda posizione Asia Nicolini, in terza Sveva Bibalo, qualche istante per recuperare e darvi i tempi e i riferimenti cronometrici di questa prima serie appena conclusa. Tanto poi proseguiremo, come detto, con il settore maschile. Alla partenza c'è la serie numero 5. E allora siamo al settore maschile, appena saranno disponibili vi daremo i riferimenti della prima serie femminile. Intanto presentiamo la prossima quarta maschi. Alla 1 c'è Cocchior, 2 Coiutti, 4 Feltrin, 5 Bressan, 6 Buscebi, 7 Toresella, 8 Ionel, 9 Kovacic, 10 Kocic, assente Turesini alla 3.
Samuel Campodall'Orto, corsia 9, 2:22 e 55. Prossima serie a partire, numero 4. Partita la quarta, presentiamo la terza, la 1 Oleg Marin, la 2 Jacob Matthew Harris, la 3 Lorenzo Vianello, 4 Alessandro Agosto, 5 Pietro Bosco, 6 Gianluca Innocente, 7 Pietro De Ciglia, 8 Gabriele Gerunda, 9 Daniele Casa, 10 Jacob Kovacic Giorsi. Allora, intanto vi dovevamo i riferimenti della prima serie femminile, le prime due posizioni: Martina Buttazzoni 2:22,58 e Asia Nicolini 2:23,75. Rimandiamo comunque sempre al sito natatoria.com per tutti i riferimenti completi. Detto questo, il settore maschile in acqua, la serie numero 4, 2 vasche alla conclusione. Nicola Kokcic 2:17,17. Partita la serie 3, presentiamo la serie numero 2, corsia 1 Alessio Caldato, la 2 Francesco Grassilli, 3 Tommaso Borini, 4 Umberto Rutar, 5 Lorenzo Buccino, 6 Riccardo Francia, 7 Jacopo Missana, 8 David Dalla Lana, 9 Filippo Zambon, assente Gardenal alla 10.
Ultima parte della terza serie. Corsie 6 e 1, vediamo. Corsia 1, Oleg Marin 2, 15, 56. Alla partenza, serie 2. In acqua la seconda serie, quindi presentiamo gli atleti della prima serie con cui chiudiamo questa mattinata di gare. Alla 1 Tommaso De Vettori, alla 2 Filippo Allegretto, alla 3 Patrick Battistella, 4 Giovanni Tomba, 5 Federico Mestroni, 6 Mark Rebula, 7 Giovanni Tess, 8 Massimiliano Bernardel, 9 Matteo Agosti, 10 Leonardo Salera. Ricordo ancora al termine della prima serie appena presentata ci saranno tutte le premiazioni individuali della categoria esordienti A, quindi chi deve essere premiato, ragazzi e ragazzi, per cortesia in zona podio. Grazie. Tanto il tesserino di Viola Giurbino, Triestina nuoto, impostazione microfonica. E siamo alla conclusione anche della serie con il 2 dei due dorso maschili. Corsia 8 David Dallalana, Montebelluna nuoto, 2 12 e 11 su Umberto Rutar in seconda posizione, 2 13 e 3 centesimi. E quindi alla partenza ci siamo con la prima serie 200 dorso maschi. Allora attenzione perché c'è una squalifica in questa serie appena conclusa. Atleta in corsia 7, Jacopo Missana, Wisp nuoto Cordenons, stato squalificato per falsa partenza. Partiti allora con la prima serie dei 200 dorso maschili. Corsia 5 Federico Mestroni, Cus Udine, il miglior tempo di iscrizione, classe 99. Mark Rebula, corsia 6, secondo miglior tempo, classe 2006. Passaggio ai primi 50, Mestroni 28 e 79, Giovanni Tomba 29 e 33. Matteo Agosti 29,97. E siamo ai 100 metri età gara, allunga Federico Mestroni, 58,99 il suo passaggio, 30 e 20 i suoi secondi 50 metri. Giovanni Tomba 32,78,
Matteo Agosti 32,17. Gara in solitaria per Federico Mestroni, troppo più forte degli altri, lotta contro se stesso il cronometro, vediamo ai 150 metri, 30,81 il suo terzo tratto. Giovanni Tess sale in seconda posizione, 32,14 Filippo Allegretto in terza con 32,62. E siamo quindi alla conclusione, le ultime energie da spendere per Federico Mestroni, che vince nettamente questa prima serie. Per Cusudine chiude a 2,1,38. Giovanni Tess in seconda posizione 2,7,63. Filippo Allegretto 2,8,16. Confermati ufficiali i risultati di questa prima serie, quindi abbiamo completato il programma delle gare. Adesso avremo naturalmente le premiazioni esordienti A come più volte ricordato. Nel frattempo colgo l'occasione per ringraziare nuovamente la giuria, i cronometristi e tutto lo staff della società organizzatrice, ricordandovi che questo pomeriggio abbiamo la sessione finale alle 3:30, l'inizio delle gare.